Un cordiale saluto gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto e ben ritrovati per quanto riguarda la pagina informativa dal Friuli Venezia Giulia. Un uomo è stato soccorso nella giornata odierna a San Giorgio dei Nogaro, nei pressi della zona del cimitero, per un infortunio sul lavoro. Per causa in corso di accertamento, mentre utilizzava un utensile, è rimasto ferito ad un arto superiore. Gli infermieri della Sore sono inviati sul posto all'equipaggio di un'ambulanza che ha preso in carico la persona ferita, per la quale è stato successivamente disposto il trasporto all'ospedale di Udine a bordo dell'ambulanza in codice giallo stabile. I militari invece della Guardia di Finanza di Portogruaro, nel corso di un'indagine coordinata dalla Procura di Pordenone, hanno scoperto una rete criminale costituita da 5 persone fisiche, tutte denunciate, che attraverso l'interposizione di 2 ditte individuali avrebbero emesso e utilizzato fatture per operazioni inesistenti per la compravendita di bancali, cosiddetti pallet, conseguendo indebiti vantaggi fiscali per circa 1 milione di euro. È stata accertata l'emissione e anche l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per oltre 5 milioni di euro. Il GIP ha disposto sequestro preventivo anche per l'equivalente finalizzato alla successiva confisca di beni per circa 1 milione di euro. Le fiamme gialle hanno rinvenuto nell'abitazione dell'imprenditore e le unità locali delle aziende interessate denaro contante per circa 270.000 euro e hanno individuato su conti accessi in vari istituti di credito la somma complessiva di circa 260.000 euro. Sono stati sottoposti a sequestro preventivo anche 4 immobili, tra cui una villa con piscina, per un valore totale di circa 600.000 euro. Ulteriori indagini in corso. Si chiamerà Nautaverso, una sorta di parco del mare 5.0, un progetto di sviluppo urbano e di rigenerazione che valorizzerà il legame di Trieste con il mare da 3 punti di vista: cultura, scienza e innovazione, con tanto di infrastruttura socio-economica, con un sito d'attrazione per il pubblico, il Digital Experience Center, completo di enorme acquario virtuale. Inoltre riqualificherà un'area da tempo degradata e chiusa. Si tratta di un polo edutainment, come è stato definito, che sarà costituito in un'area di proprietà del demanio portuale, poco distante dal centro, denominata Porto Lido, con edifici fatiscenti la cui demolizione è iniziata nei giorni scorsi. Chiudiamo qui questa veloce edizione flash. Ulteriori news sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione all'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata.